Torna a Venezia l'ipotesi dell'installazione dei tornelli per delimitare i flussi turistici, una mossa strettamente connessa al tema del tanto dibattuto contributo d'accesso che prenderà avvio da quest'anno in via del tutto sperimentale, a cominciare dal prossimo 25 aprile. In futuro, una volta che avremo raccolto i primi dati, si potranno scegliere tante cose, come ad esempio la possibilità di istituire dei tornelli che sono più efficaci e molto meno dispendiosi, perché diversamente servirebbero molti steward e personale. Parole queste che arrivano dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ieri mattina intervenuto alla presentazione del programma del Carnevale 2024. Un'uscita a sorpresa, la questione dei tornelli sembrava essere ormai archiviata del tutto e le strutture metalliche alte più di 1 metro, caratterizzate da 2 varchi, definitivamente finite in soffitta. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 11 gennaio 2024. La prima notizia del giorno riguarda i tornelli a Venezia. La notizia è sulle pagine del Gazzettino di oggi, contributo di accesso a Venezia, Brugnaro rilancia l'ipotesi tornelli. Il sindaco a sorpresa torna a parlare delle barriere finalizzate ai controlli. La soluzione sembrava essere scartata dal comune, più efficaci e meno dispendiosi, ha detto invece ieri proprio il primo cittadino. L'articolo è di Marta Gasparon sulle pagine del Gazzettino, come abbiamo detto, ma voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. In primo piano c'è il tema dell'allerta sanitaria in Veneto legata all'influenza. C'è il 4º decesso, uomo di 78 anni nel Padovano, lo leggiamo sui quotidiani del gruppo NEM, l'articolo è di Simonetta Zanetti. L'anziano era affetto da gravi patologie e non risulta fosse vaccinato contro l'influenza. I medici però dicono niente allarmismi. La prima vittima nel veneziano, poi 2 a Vicenza, resta grave la donna ricoverata al San Bortolo, l'ospedale appunto del capoluogo berico. Sempre i quotidiani del gruppo NEM pubblicano un'intervista al direttore della fisiopatologia respiratoria dell'azienda ospedaliera di Padova, Andrea Vianello, che dice: si tratta di numeri analoghi al pre-Covid, i ricoverati sono over 50 non vaccinati, troppo poche le vaccinazioni, l'influenza stagionale non è innocua, ricorda Vianello, i fragili che si contagiano si sottopongano alla terapia. E poi la notizia anche sul Gazzettino: uccisa a 5 anni da virus, evento raro in chi è sano. Un caso questo che riguarda la pediatria padovana, dove una bambina di 5 anni è deceduta dopo essere stata ricovata 3 giorni prima con la febbre alta provocata da più virus che l'hanno aggredita, provocandole anche un'emorragia cerebrale. Ma tornando invece all'influenza, sindromi in linea con gli anni passati, i fragili si vaccinino. Oggi i dati dei medici sentinelle del piano pilota in pronto soccorso. Per l'Istituto Superiore di Sanità finora il Veneto ha un'incidenza media, mentre invece ad esempio il Friuli Venezia Giulia registra un'incidenza molto alta. Francesca Russo, specialista in igiene e medicina preventiva, che guida la prevenzione regionale, dice: con il freddo girano più ceppi in contemporanea, quindi è importante vaccinarsi. C'è qualche timore dopo i 2 pazienti deceduti a Vicenza, ma la regione e l'istituto superiore ribadiscono: non siamo di fronte a nessuna anomalia o eccezionalità. Vediamo quindi un po' di dati: 3 i decessi per influenza registrati finora nel 2023-24 in Veneto, 17 invece le vittime riscontrate nell'inverno 2010, la mortalità più bassa, 61 i morti rilevati nel 2019, quella è stata la stagione peggiore, l'ultima prima della pandemia da coronavirus. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, rimanendo sulle pagine del Gazzettino. Un caso a Calarenzia in Veneto, anzi è pure precedente a quella avvenuta a Roma, la vicenda accaduta in provincia di Vicenza, per la quale arriva ora il processo. È infatti fissata per domani al Tribunale Berico e con il rito abbreviato l'udienza a carico di 12 persone accusate di aver compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, per quanto avvenuto il 10 luglio 2022. Durante la commemorazione dell'eccidio di Schio i partecipanti fecero il
saluto romano al grido di presente. La PM Serena Chimici contesta loro la violazione dell'articolo 5 della legge Scelba. Il difensore degli imputati, l'avvocato Gabriele Bordoni, contrasta questa impostazione segnalando nelle sue memorie difensive varie pronunce della Cassazione su casi analoghi che non lascerebbero margini di dubbio sull'insussistenza dell'illecito. La giurisprudenza citata sottolinea che si tratta di un reato di pericolo concreto che non sanziona le manifestazioni di pensiero, ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all'ambiente in cui si sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico. Il difensore cita anche una soluzione arrivata proprio a Vicenza per gli attivisti che parteciparono al rito del presente, sempre per l'eccidio di Schio nel 2019. La notizia appunto sul Gazzettino. Il titolo è "Saluto romano a Schio domani in 12 a processo". Voltiamo pagina, la politica regionale. Ancora sul Gazzettino un articolo di Alda Vanzan sulla questione del fine vita, vertice al K3, la Lega, niente attacchi. Questo è il titolo. Ieri la riunione dei consiglieri regionali alla vigilia del voto a Palazzo Ferrofini. Zaia ha ribadito libertà di coscienza, mentre il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Villanova ha chiesto che ci sia rispetto. La conta informale dà un vantaggio risicato ai favorevoli, si prospettano tante assenze tra le fila della Lega e non solo, molto probabilmente l'appuntamento comunque è martedì prossimo in Consiglio regionale, dove appunto verrà discusso e votato il testo presentato dai cittadini. Si tratta della legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito promossa dall'associazione Luca Coscioni in tutte le regioni italiane. Il Veneto sarà la prima regione a votarla. L'esito della votazione naturalmente è incerto e quindi martedì prossimo fari puntati sul Consiglio regionale. Il Veneto potrebbe essere la prima regione a dotarsi di una legge sul suicidio medicalmente assistito, naturalmente nel solco della sentenza della Corte Costituzionale che nel 2019 ha stabilito i casi e le modalità con cui i pazienti possono accedere a questa procedura sotto determinate condizioni. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime due notizie flash. La prima ancora in tema di politica regionale, in particolar modo di sanità. La troviamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Medici, la minoranza incalza contro le carenze in sanità, occorre programmazione. Ma la consigliera regionale Cristina Guarda di Europa Verde apre sull'accesso libero a medicina. Il numero chiuso è una iattura. Nel frattempo la leghista Brescaccin, presidente della commissione sanità, difende l'operato della giunta Zaia e dice prestazioni aumentate nonostante la crisi di personale. Ma andiamo a chiudere veramente la rassegna stampa di oggi tornando sul Gazzettino, dove troviamo un articolo di Giuditta Bolzonello che arriva da Belluno. La guerriglia anti-autovelox colpisce anche al passo Giau, segata un'altra telecamera. Non solo Rovigo, quindi patria di Fleximan, la persona o le persone dall'identità misteriosa che segano con il flessibile gli autovelox. Ora anche un caso a Belluno, appunto. Nel 2021 il comune di Colle Santa Lucia nel Bellunese aveva incassato 1.555 euro di multe per ogni abitante. Ora l'autovelox è stato abbattuto da ignoti. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.